Eccoci qua, cari telespettatori. Allora, un altro appuntamento, riguardate la puntata precedente naturalmente dedicata ad abitare meglio consumando meno, che la trovate sul web, così fate il punto della situazione. Poi è molto interessante, molto utile, non solo per chi vuole ristrutturare, cambiare, ma anche chi cerca l'abitazione della propria vita. E quindi ritorniamo sui temi della modalità di costruire innovativa, costruire in modo integrato, ovvero più professionisti specializzati in vari ambiti strategici del mondo della costruzione che hanno deciso di fare team, di unirsi e di dar vita a progetti integrati di abitazioni dove ci sono vari elementi che vengono tenuti in considerazione. Fondamentale è quello di certamente rispettare tutte le normative che verranno recepite dall'Europa a seguito del recepimento delle direttive europee, senza dubbio, ma soprattutto abitare bene, comfort abitativo e risparmio energetico e perché no, risparmio anche in termini economici nella gestione degli ambienti domestici. Allora, i nostri interlocutori anche questa settimana sono, abbiamo il piacere di avere qui con noi, l'architetto Ivan Jabstrajvicer, progettista, coordinatore gruppo tecnico Callegaro Costruzioni. Grazie di essere qui con noi, architetto. Buonasera. Poi abbiamo naturalmente Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni. Grazie. Buonasera. Che fate team insieme, ma fate team con tutti gli altri, perché abbiamo poi anche il piacere di avere qui con noi Enrico Scapocchin, titolare di Repac. Buonasera. Grazie. E poi Alberto Malerba, consulente infissi per abitazioni Malerba Infissi, direttore tecnico. Buonasera. Grazie anche a lei. Raffaele Fantin, titolare Energetica SRL, grazie anche a lei. Buonasera. Allora, due parole perché è bene comprendere cosa vuol dire questa modalità di architetto di progettare e lavorare anche in termini di integrazione di team e di gruppo. È un po' qualcosa di innovativo, no? Perché voi avete varie aziende, tutte diverse una dall'altra, specializzate con il vostro business, ma fate anche sistema per poter dare un progetto di un'abitazione accessibile anche economicamente, con tutti i comfort possibili e immaginabili, al consumatore finale, a chi vuole, all'acquirente. Sì, è proprio così. È quello che noi abbiamo cercato di fare, soprattutto dopo l'esperienza del super bonus in particolar modo, che c'è il super bonus, pur essendo una legge intelligente fatta da dementi, se si può dire in televisione, nel senso che è stata fatta in modo totalmente difficile e articolato, che ci ha creato una situazione di imbarazzo all'inizio, no? Perché noi ci siamo trovati a dover affrontare un tema di procedure, di normative tali che hanno reso molto più complicato il nostro fare quotidiano, quello dell'architettura e del progetto. Ovviamente questa difficoltà è difficile farla comprendere anche ai committenti, perché i committenti pensano di arrivare a prendere un prodotto finito che è la loro casa. Quindi la necessità di lavorare in modo integrato con tutte le figure che collaborano al progetto è diventata indispensabile ormai. Altrimenti si trova il povero cittadino acquirente a dover andare a cercare a destra manca, sentito dire, visto, passaparola, i vari professionisti che poi non sempre necessariamente vanno d'accordissimo tra di loro. No? C'era il vecchio modo di fare era proprio questo, e cioè che prevalentemente si va da un progettista, un ingegnere, un architetto, un geometra e si costruisce un percorso. Dopodiché l'architetto, per quanto bravo sia ovviamente, perché sono anche bravissimi architetti in giro, predispone un computo metrico e lo dà al committente o insieme al committente cercano le imprese per fare le opere. E da lì avviene tutto un processo di un certo tipo che è lungo e che porta quasi, io direi, porta delle approssimazioni successive, demandando alla fase della cantierizzazione del progetto molte volte alcuni sviluppi importantissimi che non fanno altro che allungare il tempo del cantiere e anche non risolvere delle problematicità che potevano essere affrontate in un primo momento nella fase progettuale. Ecco perché noi abbiamo deciso a suo tempo di rovesciare un po' il meccanismo solito, che era quello del come sviluppare il progetto, che era proprio quello di dare molta più importanza alla prima fase del progetto, che noi chiamiamo studio di fattibilità, che rientra nel progetto preliminare, per poter sviscerare le varie complessità del progetto, ma sviscerarle insieme al committente, perché molte volte il committente è convinto, perché anche su questa cosa qui
noi abbiamo un grande problema, che è quello che inevitabilmente il committente, come tutti noi, è figlio di questa comunicazione abbastanza mercantilistica, dove mette gli occhi su alcuni aspetti del progetto. Quindi noi abbiamo una grande informazione, perché abbiamo clienti che sanno tutto di COP, di pompe di calore, quindi al primo incontro ci vengono a chiedere subito che tipo di pompa di calore possono mettere, oppure sanno che è meglio quel materiale piuttosto che un altro, eccetera. E questa informazione, oppure addirittura la cosa più eclatante, si parlava anche l'altra sera, è quella che tutti hanno in mente di fare una grande finestra in soggiorno. Da dove l'avranno presa questa idea della grande finestra in soggiorno? Se non da una comunicazione martellante che si vede nelle riviste o per sentito dire, eccetera, eccetera. Ora, tutti questi aspetti devono essere ricomposti e devono essere sviscerati dagli addetti ai lavori, perché ormai oggi nell'ambito della progettazione di un edificio non c'è solo l'architetto. Oltre all'architetto e all'ingegnere, che hanno le due figure principali, la figura del progettista degli impianti è diventata uguale, della stessa importanza, così come la figura, ed è la nostra esperienza, del costruttore. Cioè il costruttore è bene che sia partecipe sia sin dalle prime fasi del concepimento del progetto. Perché? Perché in funzione del quadro economico che si riesce a capire dal committente, che nel tempo ci dirà anche la sua effettiva potenzialità, e in funzione delle modalità con cui si vuole sviluppare il progetto, è chiaro che il costruttore, che in questo caso è Callegaro, che mi sta a fianco sin dalle prime volte, può già mirare qual è la soluzione più pertinente al sistema costruttivo per l'involucro che sarà l'oggetto del discorso che facciamo. Ti chiedo questo, architetto, due cose, si può partire, cioè, vediamo tante anche trasmissioni che a volte ci condizionano, ma anche quando una persona va a cercare casa parte dal proprio budget di massima, poi può arrivare ad aumentarlo o meno, ma adesso con i tassi di interesse che sono nuovamente aumentati, quello è il budget, riesce ad arrivare a un massimo di dire io ho, non so, 800.000 euro, 300.000, 700.000, non lo so adesso un ordine di idea di importi a secondo poi dove si trova questo terreno, con questo importo qua fatemi un progetto effettivo che non vada troppo oltre, perché altrimenti giustamente la persona poi è bruttissimo doversi ritirare. Può funzionare così nel costruire ex novo, oppure nel prendere un rudere che non dice fate quel che dovete fare, distruggetelo, ricostruitelo, sistematelo, ma io ho questo importo, riusciamo a fare qualche cosa, o non è possibile, visto che voi siete un po' un'equipe di lavoro e vi confrontate. Sì, lo so che lei sta sorridendo, sento un sorriso dietro, dopo le do la parola. Secondo lei, le chiedo... No, perché questa è la domanda che tanti... questo è lo scopo dello studio di fattibilità. No? Cioè, lo studio di fattibilità che noi facciamo, ormai, faccio una piccola premessa, una volta il famoso studio di fattibilità o progetto preliminare, come si chiama in gergo, era uno step per dare inizio. Di solito si metteva un retino su un lotto e si diceva più o meno la cubatura, quanti metri cubi, tot costi, e si andava avanti così. Oggi, a causa della complessità del processo costruttivo progettuale, noi dobbiamo avere certezza, non andare avanti ed è, per rispondere a lei, proprio questo che avviene nello studio di fattibilità. Nello studio di fattibilità è suddiviso in ulteriori due fasi. La prima è quella di capire bene che cosa ha in mano il nostro committente e che cosa vuole fare, perché molte volte il committente viene che dice come fare, ma il come si scopre insieme, proprio per il lavoro di sinergia, come si chiama oggi in gergo, di noi con il committente. Ma la prima parte è proprio quella di che cosa vogliamo fare, perché molte volte si dà per scontato, no? Il Covid ci ha insegnato delle cose, anche se noi siamo un popolo di smemorini, ci dimentichiamo che cosa abbiamo vissuto durante il Covid. Noi penso che sia una testimonianza comune che ricordiamo quanto abbiamo vissuto sulla nostra pelle, anche con i nostri amici, quanti si lamentavano di aver riconosciuto la scatola in cui vivevano e la poca abitabilità della casa. Quanto è venuto fuori che queste grandi terrazze che si facevano negli anni 90, tutte attorno alla casa, di profondità di 1,20 m, non sono state per niente pertinenti e utili durante il Covid. Cos'è emerso durante il Covid? La totale incapacità di abitare la nostra casa. Perché? Perché la casa una volta veniva fatta a metri cubi, metri quadri, e contava solo fare metri cubi per poter ovviamente avere delle operazioni redditizie.
Questo, anche se noi adesso ce lo dimentichiamo, è una cosa fondamentale. A noi ci ha fatto riflettere moltissimo anche su cosa dare priorità. Ad esempio abbiamo visto, a causa anche dei costi, che non è necessario fare tutti i metri cubi che il lotto ti consente, nel caso per esempio di demolizione e ricostruzione. L'importante è fare bene, non fare tanto. Questo fa parte delle contraddizioni che avevamo negli ultimi 40 anni, dove la quantità ha sostituito la qualità. E questo è un tema che per esempio ci ha messo molto in comunione di intenti tra di noi, no? Quindi la prima fase è proprio quella del comporre. Io tiro fuori questa parola perché comporre è proprio questo concetto di mettere insieme le parti per ricostruire una soluzione che sia ovviamente a misura del mio committente e non il contrario. Cioè che il mio committente si deve adattare al tipo di casa che ha. Quindi questo vuol dire anche costruire su misura in certo qual modo. Era quello che parlavamo l'altra volta del sarto, con l'analogia che noi probabilmente i giovani non sono abituati, probabilmente vedono il sarto una volta nella vita quando si sposano, però un conto è come quando tu vai a comprarti i vestiti nei grandi magazzini, cioè tu adatti le tue difformità, i tuoi difetti a quello che trovi. Mentre la nostra idea è quello che tu fai adattare la casa alle tue esigenze e questo fa parte proprio dello studio di fattibilità. Ed è inevitabile che oltre all'aspetto economico, perché è questo poi che nel rapporto continuativo in questa fase emerge poi, nasce questo rapporto di stima, di fiducia, dove un po' alla volta si tira fuori quanti soldi effettivamente ha una persona. Delle volte si ferma prima per capire bene, guarda che siamo fuori budget a causa anche delle impennate di prezzi che stiamo vivendo, altre volte, che ci è capitato spessissimo, cerchiamo di adattare le soluzioni senza rinunciare a ovviamente la qualità dell'abitazione secondo le tasche del committente. Ed è qui che la progettazione integrata torna a chiudersi, perché ovviamente Fantin collabora con noi, perché una volta che abbiamo deciso qual è più o meno il tema da sviluppare, ci mettiamo subito a tavolino con Fantin, con Alberto, con Enrico, per riuscire a costruire sapendo che quella è la cifra, e lo studio di fattibilità si chiude proprio con questo capitolato di massima dove si risponde alle esigenze del cliente. Assolutamente, concorda Fantin? Sì, concordo molto su quello che ha detto l'architetto. È molto legato anche alle prime due parole del titolo della trasmissione, che sarebbe abitare meglio. Cosa vorrebbe dire abitare meglio? Abitare meglio per conto mio e per conto nostro, per conto della nostra esperienza, perché già abitiamo una nostra casa. Quindi possiamo dare delle risposte su questo abitare meglio, a due colonne portanti. Una legata alla emotività, e questo se ne occupa l'architetto. Illuminazione, vetrate esposte a colli iberici, colli ugani, la bellezza. Un'altra è invece molto legata al ciò che sento, cioè io dico sempre tu dovresti chiudere gli occhi e ascoltare da un punto di vista non acustico, termico, come stai. Beh, anche acustico, dai. Anche acustico. Anche acustico. Sì, sì, anche acustico che... ma l'erba ci penserà, e col triplo vetro e altre, però anche il fattore acustico. Il fattore acustico è molto legato alla nostra progettazione di impianti, perché tutti gli apparati meccanici che abbiamo all'interno devono essere dimensionati in una maniera molto accurata, posti, e anche scegliere prodotti di bassissimo impatto acustico. Però questo sentirsi bene dentro questo edificio è molto collegato all'aspetto radiante. Cioè, se noi diamo una spiegazione di cos'è il benessere termico all'interno di un edificio, tutti sanno, credo, tecnici di settore, che è molto legato alla temperatura media radiante dei muri che mi circondano. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che più isolo l'edificio, quindi più adopero materie che Calegaro Costruzioni adopera spesso con cappotti, oppure anche con il classico Ytong, che è una materia che magari dopo la presenterà e ne parlerà,
e quindi aumento, isolando molto bene questo edificio, le temperature superficiali interne dell'edificio, possiamo dire che se questa circostanza rimane costante nel tempo di una giornata, l'impianto non serve. Che sarebbe l'ideale, insomma. Esatto. Ha a che fare col 2030, impatto zero, energia non ne consumiamo. Però diciamo che ai dati monitorati, che noi monitoriamo costantemente i nostri impianti, a ciò che succede dentro l'edificio, che è un qualcosa che ci interessa molto, non è propriamente così. Però è molto diverso rispetto alla storia. Certo, già un po'. Cioè noi costruivamo edifici che avevano bisogno di un grandissimo impianto, quindi il classico impianto a pavimento col massetto da 7 cm, perché aveva bisogno di quel tipo di impianto? Perché il muro di allora, 30 cm, non era prestante e prestazionale in tutta la giornata, continuava a disperdere continuamente e la temperatura superficiale perimetrale del muro esterno era molto bassa, attorno ai 12-13 gradi. Si capisce che dentro a questo ambiente non si sta bene senza impianto, ne ho costantemente bisogno. L'edificio non è più così. L'edificio, come tu lo costruirai, e noi abbiamo proprio preso considerazione che l'edificio non è più così. L'edificio per qualche ora del giorno ha bisogno di un impianto. Per qualche ora del giorno è già un radiatore per sua natura. È già volano termico, si dice in formula tecnica nel nostro settore, è già un volano termico l'edificio. Stava dicendo? No, volevo interrompere un attimo, dopo le ridò la parola, perché volevo sentire anche, siccome l'ha citato, ha un ruolo importantissimo, e l'ha citato anche l'architetto. Le vedute, gli affacci, le finestre, così parlate un po' tutti quanti nel contesto, dopo ritorniamo anche nello specifico. Perché sì, lei perché poi volevo terminare. Sì, va bene, prego, termini dopo, si prepari allora, perché la chiamo in causa. Termino dicendo che il nostro approccio impiantistico, progettuale impiantistico di fronte a questi tipi di edifici che in particolar modo anche la Callegaro Costruzioni e l'architetto propongono di default, esclude già a priori, e sto dicendo forse un qualcosa di paradossale, l'impianto a pavimento tradizionale che noi da 30 anni conosciamo, proprio lo escludiamo. Perché? Perché non è più la risposta che riesce a dare all'interno di questi edifici a ciò che veramente gli serve. Però, vabbè, adesso dopo porrò le obiezioni. Dopo se ritorniamo lo spiego. Esatto, porrò le obiezioni. Volevo sentire come si concilia tutto questo con l'idea che è stata inoculata da chissà da chi di queste bellissime finestre, aperture, queste finestre molto grandi, questa luce che entra, che però senza dubbio, soprattutto se la location dell'immobile, non dico che sia quella dell'immagine che è alle sue spalle, però comunque è di un certo genere, ci sta, tutto sommato, no? Allora, l'evoluzione dell'architettura è costante, è in costante cambiamento, cambia il modo di costruire, cambiano i materiali, cambia il modo di applicazione dei materiali, la nanotecnologia, si va verso sempre un efficientamento dell'involucro, dell'abitazione, del vivere meglio, il titolo della trasmissione. Per farlo bisogna aggiungere benessere e magari meno metri quadri, quindi un rapporto tra spazio e come lo si vive, quindi la luce naturale. Perché dice meno metri quadri? Ma non è necessario avere tanti metri quadri per vivere bene, se lo spazio è studiato per vivere, è questo il senso. Ovviamente l'architetto prima diceva di ottimizzare i metri cubi di un lotto per massimizzare il budget, cioè, oggi gli aspetti che vanno presi in considerazione sono diversi rispetto a 20 anni fa, in questo senso. Sì, vabbè, dopo io anche qua porrò le mie obiezioni del caso, perché vabbè, quindi è una sfida anche il serramento stesso, non è più come prima, cioè non è dire vabbè prendo questo serramento, diventa una sfida anche per voi riuscire ad avere delle prestazioni. Le competenze per gestire questo prodotto sono energetica, poi completamente... diventa matto mettere tutto il sistema radiante. Le competenze per gestire questo prodotto sono enormemente cresciute e appunto per l'evoluzione dell'involucro e l'evoluzione dell'impianto, anche l'evoluzione dell'applicazione
del sistema Finestra è completamente cambiato, quindi maggiori competenze, maggiori materiali performanti, e le performance poi sono sia termiche che acustiche. Ovviamente, come diceva Energetica prima, sul tema dell'acustica non sempre il triplo vetro risolve il problema, quindi in funzione della dimensione del serramento va ragionato la tipologia di vetro, ovviamente poi con lo scopo finale di rimanere entro i limiti della sostenibilità finanziaria e ovviamente poi di conseguenza ambientale. Quanto ha detto il nostro ospite è estremamente interessante, soffermiamoci, riflettiamo su questo, continuiamo perché adesso entreremo anche nel vivo della questione con gli altri interlocutori dopo la pubblicità, tra poco.